Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City nel consueto appuntamento con il Cinevox Cult Club di Franco Bixio. Questa volta è l'ultima puntata, questa qui di dicembre e dell'anno anche, e concludiamo insomma con un bel nome perché parliamo di Claudio Simonetti, ospite appunto di Cinevox, sempre durante i giorni del Music Day. Dunque, di Claudio Simonetti che cosa dire? Non solo è un artista che ha composto svariate iconiche colonne sonore, ma molte di queste colonne sonore fanno parte appunto del catalogo della Cinevox Record. Con lui in questo caso ci sono due elementi molto interessanti all'interno di questa intervista, perché Simonetti ci parlerà del vinile, cosa ha rappresentato per lui il vinile e cosa potrebbe rappresentare anche nel futuro. La seconda cosa, è ancora forse più importante, che ci presenterà la nuova line-up dei Goblin, che ha appunto presentato anche durante una conferenza stampa nell'ultimo Music Day. Quindi, augurandovi buon anno a tutti quanti, andiamoci a sentire Claudio Simonetti al Cinevox Cult Club di Franco Bixio. Alla prossima e al nuovo anno. Benvenuto Claudio, dammi la mano, come al solito grande amico. Allora, Claudio, Cinevox Cult Club, noi l'abbiamo fatto per cercare di rendere omaggio a quelli come molti espositori che sono qui, collezionisti, amanti del vinile, hanno reso possibile questo rilancio del vinile, perché hanno retto l'urto delle nuove tecnologie, prima il CD e poi l'avvento del digitale, e loro sono rimasti in trincea. Grazie al loro lavoro il vinile ha potuto facilmente riprendere, perché già esisteva un mondo che continuava ad essere, e quindi questa è la ragione per cui abbiamo fatto un accordo con Cinecorriere, abbiamo fatto un accordo con colonnesonore.net, con Soundtrack City, e queste interviste che noi facciamo come Cinevox Cult Club le diffondiamo, sperando che poi ognuno con i propri mezzi social, te compreso, possa farlo circuitare. Questo per rendere omaggio proprio a questo supporto al vinile e creare un luogo dove si possa scrivere e parlare di questo mondo del collezionismo e dei dischi di vinile. Beh, io sono molto felice di questo ritorno, un ritorno di fiamma, insomma, neanche tanto poi, perché invece molti giovani non erano mai entrati nel mondo del vinile e stanno scoprendo, forse grazie anche ai loro genitori che gliel'hanno fatti conoscere, gliel'hanno trasmessa questa cosa. Per noi è una grande fortuna, perché purtroppo il supporto del CD è obsoleto ormai, insomma è defunto, tant'è che le nuove automobili non hanno più neanche il lettore CD. Ecco, molta gente mi dice non so dove metterlo il CD. Esatto. Quindi ben venga anche se devo dire che molta gente che compra i vinili a casa non ce l'ha il giradischi, chiamiamo così, c'è un altro nome, oddio, come si chiama? No, non si chiama giradischi, si chiama il piatto. Il piatto, esatto. Il piatto piangeva e quindi noi gli abbiamo rifatto i vinili. Quindi molta gente colleziona, perché comunque il vinile è un oggetto bello, finalmente hai una cosa grande così, no? Il CD che ci vogliono le lenti di ingrandimento. Quindi ben venga. Tu dici quanto durerà, che ne so, non ho idea. L'unico problema purtroppo è che la maggior parte delle fabbriche italiane hanno chiuso, perché quando è fallito miseramente il vinile hanno chiuso, forse sono rimaste uno o due in piedi, esatto, e sanno ormai le fabbriche pure in Europa saranno 2 o 3 quelle importanti, non di più. Quindi oggi se io voglio fare un disco devo aspettare almeno 2 o 3 mesi per avere la copia, perché ti mettono in fila però ho letto che appunto la vendita dei vinili ha superato di gran lunga ormai la vendita dei CD, quindi sono molto contento. Sono contento che la Cinevox voi avete un catalogo immenso, quindi
prima di pubblicarlo tutto ce ne vorrà, dovete fare una fabbrica per conto vostro. Lì sotto alla Trafalgar lo puoi fare. No, ben venga Ma è giusto? sì, il vinile. È giusto che poi siano 3 mercati che abbiano la loro valenza, sia quello del vinile, sia quello del CD e sia anche il digitale, che forse il digitale io lo vedo proprio come ricerca, come curiosità per i giovani, per poi avvicinarsi a mondi diversi. Secondo me, tra le altre cose, dobbiamo dire grazie ai videogame se i giovanissimi si sono appassionati alle colonne sonore, perché hanno cominciato a capire e da lì poi sono entrati in internet, hanno cercato e hanno riscoperto anche il vintage o le colonne sonore anche italiane, nostre, eccetera. Raccontaci invece del tuo nuovo gruppo che hai presentato oggi, dei tuoi nuovi dischi e soprattutto della musica che ritorna dal vivo. Beh, insomma, tu conosci molto bene le vicissitudini con i Goblin. Insomma, i Goblin è un gruppo storico nato con la Cinevox, poi per varie vicissitudini insomma ci siamo separati, poi ci siamo riformati in varie versioni e ci sono i Goblin di qua e i Goblin di là, così sempre sotto la bonaria accettazione da parte di Franco Bixio che comunque insomma noi pubblichiamo sempre le cose tue, quindi insomma è anche un modo per tenere vivo il catalogo quindi io ho fatto i miei Claudio Simonetti Goblin e quindi facciamo molti concerti dal vivo, dischi se ne fanno giusto quelli che servono, perché appunto non è che ci sia più come una volta, come ho detto prima, che facciamo un disco a settimana e quindi ecco, cinema non lo so perché purtroppo insomma la crisi è abbastanza nota e quindi che devo dire, continueremo concerti, soprattutto adesso a dicembre farò un tour europeo e poi suonerò anche a Roma l'8 gennaio al Defrag, che è un locale qui di Roma, e poi suonerò insomma a Parigi faremo Suspiria, poi suonerò a Londra, insomma a Berlino, tutte le grosse capitali. Vuoi brevemente raccontare in chiusura questa esperienza che fai con la proposta della colonna sonora dal vivo sul film, che sembra, noi conosciamo, ma per il pubblico è una curiosità interessante? Beh, innanzitutto faccio questa premessa: il cinema, la musica da film nasce con il cinema muto, perché non essendoci il sonoro, le orchestre o i pianisti suonavano la musica dal vivo mentre veniva proiettato il film, senza dialogo, c'erano le scritte con i dialoghi e quindi i cinema, quelli più di lusso, avevano l'orchestrina, l'orchestra, poi si andava a finire nei cinemetti dove c'era il pianista che suonava, no? Magari suonava anche cose sue, non lo so. Per cui questo fatto di riproporre le colonne sonore dal vivo proiettando il film insieme è una bellissima esperienza. Noi l'abbiamo fatta per la prima volta al Festival di Torino, abbiamo suonato a Piazza CLN, la piazza quella proprio storica di Profondo Rosso, facemmo Profondo Rosso di fronte a 10.000 persone a Torino seduti per terra che guardavano, c'era Dario Argento, è stata un'esperienza unica veramente, e da lì è nata poi l'idea di proseguire, di fare, cioè praticamente io con il gruppo suono la musica esattamente come era nell'originale, senza stravolgere niente, cioè partiva la musica e noi la suonavamo dal vivo, quindi è stato un lavoro anche molto meticoloso, un lavoro anche molto particolare da fare, insomma, perché è difficile escludere la musica dai vecchi film perché non ci sono le tracce separate, per cui ci siamo dovuti inventare un sacco di cose, però è un'esperienza molto bella, viene bene. Ecco i ragazzi del gruppo. Proprio per questo, sì. Proprio per questo inviterei il gruppo di Claudio che brevemente ce lo presenta. Allora abbiamo qua la bassista Cecilia Nappo, bravissima, il batterista Federico Maragoni e il new entry Daniele Amador alla chitarra. Volete aggiungere qualcosa a vostra difesa? Approfitto per salutare tutti e ringraziare tantissimo Claudio per questa meravigliosa esperienza, per questi anni insieme, sono 3 anni e veramente oltre un progetto musicale meraviglioso ho trovato veramente una seconda famiglia. Sì, veramente.
Verissimo, verissimo, confermo quello che ha detto Cecilia, insomma per me è un piacere suonare con Claudio proprio perché si è creata un ambiente di famiglia, ecco, come si può dire, proprio è quella la cosa bella. Quando hai debuttato a 14 anni? E poi sì, è vero, a 14 anni ho fatto uno dei primi saggi di batteria facendo un Profondo Rosso in piazza, insomma, sulle basi, i miti, no? Però è stato insomma molto divertente, insomma, dopo anni, capito? Claudio, oh, dobbiamo sapere Profondo Rosso, oh che bello! Quindi insomma, passo il microfono. Grazie, no, anche io devo dire sono molto contento di suonare con Claudio e anche con loro e mi trovo veramente bene, sono proprio contento. Tutto qui. Beh, un po' come lui a 14 anni ha suonato Profondo Rosso, io invece mi ricordo quando andai al cinema a vedere L'Uccello dei Primi del Cristallo insieme a un mio amico, mai avrei pensato un giorno di lavorare con Dario Argento. 2 film dopo? No. No, era il primo, era nel 1970. Sì. 2 film dopo forse? No, erano 4 film. 4 film dopo. Allora ringraziamo Claudio sia per l'iscrizione al Cinema Skull Club sia per la presentazione del suo nuovo gruppo. Appuntamento dal vivo l'8 gennaio al The Frag a Roma. Mi raccomando, saremo tutti lì e in bocca al lupo, buona musica e buona vita. Grazie.